Buongiorno carissime, buongiorno carissimi e ben ritrovati. Spero che stiate tutti bene, siate pronti per una nuova lezione di yoga. Iniziamo cercando di rilassare completamente tutto il nostro corpo, dalla testa fino ai piedi. Sentiamo che le spalle si allargano, scendono lontano dalle orecchie, aperte, morbide, rilassate, distese. E cerchiamo di distendere tutto il viso, sentire liscia, morbida, tutta la pelle del viso. Passiamo anche le mani sul nostro viso, con leggerezza. Immaginiamo di distendere tutte le rughe, allontanare tutte le espressioni tese, corrucciate, fare in modo che tutto il viso si distenda. Sentiamo tutto il viso luminoso, distesi tutti i piccoli muscoli delle guance, tutti i piccoli muscoli intorno agli occhi, tutti i piccoli muscoli intorno alle labbra e spazio all'interno della bocca, tutto rilassato. Pensiamo alla nostra testa, alla nostra mente, dove c'è sempre un grande traffico di pensieri, di immagini, di parole, di ricordi, e immaginiamo di svuotarla completamente, svuotarla di tutto. Vedere la nostra testa come un vaso, come una coppa di cristallo trasparente e la riempiamo di luce e non c'è più posto per i pensieri. E poi ascoltiamo il nostro respiro. Cerchiamo di immergerci nel ritmo lento, quieto del nostro respiro, ascoltare il nostro respiro e nient'altro, diventare il nostro respiro. E sentire che questo rimanere in ascolto dell'onda del nostro respiro che entra e che esce ci allontana da tutto il resto, da tutto quello che c'è intorno a noi, ci porta dentro di noi e ci porta in una dimensione di quiete, di ascolto, di silenzio, di serenità. Appoggiamo le mani all'addome e seguiamo anche con le mani il movimento del nostro respiro. Sentiamo l'addome che si espande un po' e un po' si contrae. Si espande con l'inspirazione, si contrae con l'espirazione, senza forzare il respiro, lasciandolo libero, spontaneo, lasciando che si muova con il suo ritmo naturale. E adesso invece forziamo un po' il respiro, cerchiamo di fare delle belle respirazioni profonde. Inspirando apriamo le braccia, le portiamo indietro, inarchiamo un po' la schiena, un po' indietro la testa, giù, il respiro deve scendere giù fino in fondo. E espirando flettiamo la testa, portiamo in avanti le braccia, palmi delle mani a contatto. Ancora, inspiro profondamente, giù, giù, giù fino in fondo l'inspirazione. E completamente fuori il respiro, fuori completamente con l'espirazione. Ancora una volta, e immaginiamo sempre di respirare luce, sole, energia, vita, vigore. E espiriamo tutto quello che ci appesantisce. Ancora, inspiriamo forza vitale. Espiriamo tutti i pensieri grigi, tutti i pensieri tristi, tutti i pensieri pesanti. Bene, e ci rilassiamo. Adesso portiamo le braccia verso l'alto, le incrociamo
Ancora una volta, poi le apriamo, le allunghiamo lontano, immaginiamo che proprio le nostre braccia si espandano nello spazio, arrivino lontanissime, diventano lunghissime le braccia, poi le portiamo in avanti, intrecciamo le dita delle mani, spingiamo le braccia in avanti anche le spalle e poi giù la testa tra le braccia, allunghiamo bene le braccia in avanti, rilassiamo, ancora sulle braccia, incrocio, incrocio, apro, allungo lontano, spalle lontano dalle orecchie, palme delle mani verso il basso, spingo bene le braccia lontano, poi braccia in avanti, intreccio le dita delle mani, palmi delle mani in avanti, spingo le braccia in avanti, giù la testa, incurvo un po' le spalle e mi allungo bene in avanti. Teniamo un attimo questa posizione. Poi lasciamo, ci risolleviamo, incliniamo piano la testa da una spalla all'altra. Uniamo anche il movimento del respiro. Inspiro al centro, espiro quando faccio scendere la testa verso la spalla. Ancora dentro il respiro, fuori il respiro. Su, dentro il respiro, fuori il respiro. Ancora, dentro il respiro, fuori il respiro. E riportiamo la testa al centro. Adesso lavoriamo ancora un po' con il respiro. Portiamo un braccio verso l'alto, lo allunghiamo bene teso verso l'alto. Teniamo un attimo a questo allungamento, come se volessimo toccare il soffitto. Poi lasciamo ricadere il braccio sopra la testa, appoggiamolo pure alla testa se c'è più comodo. Poi portiamo l'altra mano sotto l'ascella. Prendiamo dei respiri profondi. Giù, facciamo scendere ancora bene il respiro fino in fondo. Sentiamo, ascoltiamo con la mano, sentiamo che il respiro si muove sotto la nostra mano, poi fuori completamente il respiro. Sentiamo la cassa toracica che si espande e si contrae. Sentiamo tutto quello che succede sotto la nostra mano. Ancora una volta. Il respiro si muove sul palmo della nostra mano e rilassiamo. Fermiamoci un attimo, sempre le spalle bene aperte, rilassate, senza tensioni, anche il viso morbido. Poi l'altro lato, sul braccio, lo allungo bene verso l'alto, porto la mano sotto l'ascella, lascio ricadere il braccio e prendo ancora dei bei respiri profondi, più profondi possibili. E ancora ascolto il movimento del respiro sotto la mano. Giù, bene fino in fondo il respiro, cerchiamo di muovere bene anche il diaframma e poi il respiro fuori completamente. Ancora una volta. Rilassiamo ancora. Abbandoniamo le braccia sulle gambe. Adesso lasciamo il respiro libero, spontaneo. Non forziamolo, però forse riusciamo a sentire che il respiro trova un po' più di spazio dentro il nostro corpo, riesce ad andare un po' più in profondità. Il respiro si espande più verticalmente e anche orizzontalmente. C'è più spazio nel petto. Bene, adesso inspirando portiamo le braccia verso l'alto, dentro il respiro.
fuori il respiro, su una gamba, le mani intrecciate sul ginocchio, flettiamo la testa verso il ginocchio, fuori completamente il respiro. Poi inspirando, abbassiamo la gamba, portiamo le braccia verso l'alto, dentro il respiro, fino in fondo, espiro e abbandono le braccia. Ancora, inspiro dentro il respiro, fino in fondo, espiro sul ginocchio, mani intrecciate sul ginocchio, incurvo le spalle, fronte al ginocchio, fuori completamente il respiro. Poi su lentamente, apro, ancora dentro il respiro bene giù fino in fondo, espiro. Bene, lo facciamo ancora una volta. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. L'altra gamba, inspiro, su, espiro. Inspiro, espiro. Bene, rilassiamo. Adesso portiamo le mani ai fianchi. Disegniamo dei cerchi nell'aria con il tronco, lenti, ampi, il più ampi possibile. Nell'altra direzione, tenendo sempre le spalle lontano dalle orecchie, tenendo sempre tutto rilassato. Facciamo sempre attenzione a non creare tensioni nel corpo, a non creare tensioni inutili. E ci fermiamo, rilassiamo, distendiamo. Ricordiamoci sempre che ogni tensione è uno spreco di energie. Adesso apriamo le braccia. Cerchiamo di tenere i gomiti all'altezza delle spalle, tenere questa apertura delle braccia. Inspiro, espirando ruoto lentamente, senza chiudere le braccia, e teniamo l'apertura delle braccia. Mi fermo un attimo nella torsione, torno al centro, sull'altro lato e ritorno. Rilassiamo un attimo le braccia. Adesso facciamo lo stesso movimento, uniamo anche il respiro. Apriamo le braccia, inspiro dentro il respiro. Ruoto fuori il respiro. Torno. Dentro il respiro. Ruoto fuori il respiro. Ritorno. Rilasso, distendo. Rilassiamo, apriamo sempre bene le spalle, flettiamo la testa in avanti e disegniamo dei cerchi nell'aria con la testa, con leggerezza. Lentamente, sempre ascoltando come si muove la testa, come si muovono i muscoli del collo, i tendini, le articolazioni. Nell'altra direzione, piano, con calma, sentiamo come si distende la gola, poi come si chiude la gola e come si distendono le cervicali. Ancora un cerchio.
Bene, fermiamoci un attimo, con le spalle bene aperte, lontano dalle orecchie, la testa abbassata. Cerchiamo di premere un po' il mento contro lo sterno, in modo di sentire bene l'allungamento di tutte le vertebre cervicali. E poi, sempre con il mento abbassato, lo portiamo da una spalla all'altra. Cercando di tenere la testa ben abbassata, in modo che tutte le vertebre cervicali siano ben distese. E poi ci fermiamo, risolleviamo la testa, rilassiamo, fermiamoci un attimo, cerchiamo di sentire tutte le sensazioni nel collo, nelle spalle. Adesso portiamo leggermente indietro la testa, senza chiudere le cervicali, soltanto una leggera estensione all'indietro della testa. E lentamente apriamo la bocca, arriviamo a spalancarla completamente. E sempre lentamente la richiudiamo. E ripetiamo un po' di volte. Apriamo quanto possibile ancora. E ancora una volta. Rilassiamo. Distendiamo. Adesso ascoltiamo le sensazioni su tutta la parte inferiore del viso. È un movimento per togliere le tensioni dalla mandibola, dalla mascella, dare spazio anche all'interno della bocca. Poi giriamo un po' la testa, con il mento disegniamo delle piccole V nell'aria, su e giù. Alziamo la testa lateralmente, la riabbassiamo al centro e poi sull'altro lato. Con calma. E ci fermiamo. Bene, rilassiamo. Adesso sciogliamo un po' le articolazioni delle mani. Cominciamo con la mano destra, chiudiamo il pugno, stringiamolo forte, poi apriamo il pollice, l'indice, cercando di separare bene le dita, medio, anulare e mignolo. Allarghiamo bene, teniamo un attimo questa apertura, poi chiudiamo il mignolo, l'anulare, il medio, l'indice e il pollice. Stringiamo forte, apriamo ancora tutte le dita insieme, teniamo ancora la bella apertura della mano, la stringiamo, apriamo ancora e chiudiamo ancora il pugno e rilassiamo. Portiamo i palmi delle mani verso l'alto, rilassiamo completamente, per un attimo ascoltiamo mano destra e mano sinistra. Sentiamo tutte le piccole vibrazioni nella mano che ha lavorato, cerchiamo di cogliere sempre tutte le sensazioni che ci dà il nostro corpo. Poi l'altra mano, chiudiamo, stringiamo, apriamo il pollice, l'indice, teniamo il braccio in una posizione comoda, sceglietela voi, medio, anulare e mignolo. Apriamo bene, chiudiamo il mignolo, l'anulare, il medio, l'indice e il pollice. Stringiamo con forza, apriamo. Teniamo bene l'apertura, cerchiamo di separare bene tutte le dita della mano. Chiudiamo con forza, ancora apriamo e chiudiamo.
Riportiamo le mani in grembo, rilassiamo, ascoltiamo ancora per un attimo. Bene, adesso facciamo una sequenza per sciogliere le spalle. Cerchiamo di fare tutto con leggerezza. Partiamo con le braccia abbassate, indietro i palmi delle mani, incurviamo un po' le spalle, giù la testa, fuori il respiro. Poi apro, palmi delle mani in avanti, inarco leggermente, inspiro. Dentro il respiro. Sulle braccia, fuori il respiro. Giro completamente le braccia, dentro il respiro. Giro ancora le braccia, palmi delle mani verso l'alto, fuori il respiro. Su le braccia verso l'alto, lo sguardo verso l'alto, dentro il respiro e poi lentamente ritorno nella posizione di partenza, fuori il respiro. Ripeto, apro, dentro il respiro. Fuori il respiro. Giro, dentro il respiro. Giro ancora, fuori il respiro. Su, dentro il respiro. Fuori il respiro. E fermiamoci un attimo così. Poi abbandoniamo le braccia, lentamente risolleviamo la testa, apriamo bene ancora le spalle e terminiamo la lezione ascoltando ancora il nostro respiro. Appoggiamo le mani sull'addome, sentiamo il movimento del respiro, sempre senza forzare, facciamo tutto con leggerezza. Sentiamo questo movimento leggero del nostro respiro nell'addome. Immaginiamo che il respiro entri dall'ombelico come un raggio di sole e vediamo l'addome che si riempie di luce. Trasformiamo il respiro in luce. Sentiamo come tutto diventa leggero. Adesso portiamo le mani alle spalle, i palmi delle mani verso l'alto. Inspirando dentro il respiro distendiamo un po' le braccia. Fuori il respiro riportiamo le mani vicino alle spalle. Continuiamo il movimento e adesso immaginiamo che il respiro sia un raggio di sole che entra da una piccola finestra aperta nel nostro petto e tutto il torace si riempie di luce e si riempie di luce anche il cuore. Vediamolo, questo raggio di sole che entra dal centro del petto e poi si diffonde in tutto il torace, in tutto il tronco, in tutto il petto e dentro il cuore. Rilassiamo un attimo, poi portiamo le braccia verso l'alto, dentro il respiro, portiamo le mani sulla testa, fuori il respiro. Continuiamo il movimento e adesso immaginiamo che il respiro sia un raggio di sole che entra dal punto tra le sopracciglia e la luce si diffonde nella nostra testa, nella nostra mente e ancora allontana tutti i pensieri. Poi lentamente abbassiamo le braccia, rilassiamo e sentiamo che c'è luce dentro di noi. Vediamo tutto lo spazio interno del nostro corpo pieno di luce e continuiamo a respirare luce, leggerezza, serenità. Cerchiamo di rimanere per tutta la nostra giornata in una dimensione di tranquillità,
di calma, di quiete, di ascolto. La lezione di yoga è terminata, vi ringrazio e arrivederci a presto.